Bentornati sul nostro canale. Oggi, come ogni venerdì, vi portiamo con noi, vi facciamo vedere cosa stiamo facendo in questo periodo. Oggi in particolare vi parliamo della trinciatura dell'erba nei nostri vigneti. Per fare questo lavoro adesso andiamo ad attaccare il trincia al nostro TNF e poi vi portiamo in vigna con noi, vi facciamo vedere un po' come siamo organizzati. Questa mattina partiamo prestino, abbiamo già ingrassato il trincia e adesso ci dirigiamo nei vigneti. Adesso vi faccio vedere un attimo come è la situazione in cui ci troviamo, quindi il lavoro ancora da fare, e vi faccio vedere anche il confronto con appunto il passaggio appena fatto, così vedete un po' come lavora il trincia. Questa è la parte di fila che si trova davanti al trattore, per cui è la porzione che dobbiamo ancora andare a trinciare. Mentre questa è la situazione che si presenta al di là del trincia, quindi dove abbiamo già trinciato. In questo momento ci troviamo in una situazione un po' particolare rispetto alle ultime annate, nel senso che rispetto magari agli anni scorsi, dove avevamo un febbraio-marzo particolarmente asciutto, per cui in questo periodo la terra era veramente secca, molto asciutta e le falde praticamente vuote, quest'anno marzo, febbraio, ma soprattutto marzo ha visto, diciamo, diverse precipitazioni, sono stati interessati da diverse precipitazioni questi 2 mesi, il che ha reso le falde particolarmente piene di acqua, ricche, umidità nel suolo e soprattutto ci troviamo ancora della neve in montagna, per cui fa ben sperare per il fatto che quando in estate ci sarà parecchio caldo e magari dovremo andare appunto a irrigare con irrigazioni di emergenza, probabilmente avremo acqua per irrigare. Ecco, questa situazione, diciamo, di precipitazioni durante il periodo tardo invernale, primo periodo primaverile, ovviamente fanno ben sperare per quanto riguarda le riserve idriche. A noi, diciamo, però ci fa anche alzare un po' le antenne, perché ovviamente dobbiamo andare a monitorare tutte quelle che sono le viticole, le varietà più precoci, perché ovviamente in quelle situazioni dove troveremo magari già dalla prossima settimana le prime foglie aperte, distese, ecco che allora dovremo intervenire con dei prodotti di copertura antioidici, antiperonosporici principalmente, perché ovviamente tutta questa umidità ha sicuramente idratato le spore e quindi dovremo andare a monitorare bene la situazione in campagna. Ovviamente un altro parametro sarà quello di valutare appunto le temperature. Diciamo che alla sera, notte fa ancora abbastanza fresco, almeno qua in collina, per cui diciamo che la situazione giova a nostro favore, quindi potremmo probabilmente ritardare qualche trattamento, nonostante magari qualche fogliolina sia bella aperta, e ovviamente tutte considerazioni che faremo adesso con i nostri tecnici, in modo tale da andare a intervenire nel momento giusto senza sprecare le risorse, però allo stesso tempo diciamo avendo una buona copertura. In questo caso ci troviamo in un vigneto di rondinella dove appunto deve ancora, diciamo, partire la fase di vegetazione. Magari più avanti nell'altro settore vi faccio vedere quando arriviamo a Chardonnay, dove appunto la situazione è completamente differente, o meglio, essendo un vigneto, un vitigno, diciamo, abbastanza precoce, almeno tra le nostre zone quello più precoce, vi faccio vedere un po' come cambia l'evoluzione, appunto come cambia la situazione, e quindi questo fa capire come ogni
impianto, ogni appezzamento va gestito appunto nella maniera corretta, nella maniera più personalizzata possibile per ottenere un prodotto di qualità. Per fare questo lavoro noi usiamo il trincia della Verti, che è lo stesso trincia che abbiamo usato per fare il video un anno fa per andare a trinciare i sarmenti. È un trincia quindi non a lame ma diciamo a mazze, in quanto presenta un rotore sul quale vengono diciamo applicate delle mazze libere di muoversi, di girare insieme al rotore e quindi va a sminuzzare l'erba. Magari se volete scriverci sotto nei commenti quale usate voi, se quello a mazze o quello diciamo a lame, ed eventualmente se li avete entrambi in azienda magari ci scrivete in quali momenti o per quali operazioni usate uno oppure l'altro. Ovviamente noi facciamo l'inerbimento in mezzo alla fila ed è per questo che noi dobbiamo passare con il trincia, altrimenti si dovrebbe passare con un estirpatore o con un coltivatore magari a dischi, in modo tale da tirare via completamente l'erba. Ovviamente questo è un lavoro che dovremo ripetere nel tempo, soprattutto nel periodo primaverile, perché ovviamente come in queste condizioni nelle quali ha piovuto, c'è il sole e le temperature sono discrete, diciamo l'erba cresce a vista d'occhio. Ovviamente anche nel periodo estivo va fatta questa operazione periodicamente, ma nel periodo torrido ovviamente l'erba tende a crescere un po' meno. Inoltre noi, avendo l'impianto ormai quasi da tutti i campi che abbiamo a goccia, l'irrigazione a goccia, diciamo andiamo a mirare l'irrigazione sotto proprio ogni singola vite, si potrebbe dire, e quindi al centro del filare diciamo viene distribuita praticamente mai l'acqua, non viene mai distribuita se non riceve l'acqua piovana, per cui se c'è un periodo di asciutta, magari come può succedere in estate, al centro della fila ovviamente cresce anche un po' meno l'erba per questo motivo. Inoltre poi per quanto riguarda appunto questo lavoro, noi andiamo a gestirlo soprattutto nel periodo primaverile, ma anche praticamente durante tutto il periodo estivo, a file alterne, in modo tale che trinciamo una fila sì e una no, come in questo caso, e poi magari tra 10-15 giorni passiamo negli stessi vigneti ovviamente, ma andiamo a trinciare quelle file che non abbiamo fatto, in modo tale da andare sempre a lavorare in modo alternato. Noi abbiamo adottato questa tecnica perché dovrebbe andare a rispettare maggiormente quelli che sono gli insetti utili in vigna, in modo tale da lasciare sempre un po' di erba, appunto file alternate abbastanza alta per l'ecosistema, quindi la biodiversità, e inoltre ci consente poi, quando inizieremo a fare i primi trattamenti, a passare sempre con il trattore dove l'erba è già stata trinciata, e magari in questo periodo dove ci sono tanti soffioni il trattore possa passare senza diciamo andare a intasare il radiatore, che male non fa. Qui ci troviamo nel vigneto di Chardonnay, per cui vi volevo far vedere un attimo come siamo messi qui con i germogliamenti. Ecco, come vedete, situazione completamente differente rispetto alla rondinella. In questo caso nel Chardonnay abbiamo le foglioline molto evidenti.
Ecco, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Qui in fondo vi lasciamo come sempre qualche scheda, così potete recuperare qualche video vecchio che magari vi siete persi. Vi ringraziamo di essere stati con noi e come ogni volta ci vediamo il prossimo venerdì con una nuova puntata.